Manca ormai solamente l'ufficialità per l'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Secondo il Guardian, il Chelsea ha dato il via libera alla rescissione del contratto del tecnico italiano. Decisivo l'incontro che si è svolto a Londra tra il procuratore di Sarri, Fali Ramadani, e i dirigenti blues. Sotto contratto con il Chelsea fino al 2020, il club londinese, scrive il quotidiano britannico, non pretenderà un risarcimento dalla Juventus per liberare l'ex allenatore del Napoli. Protagonista di un'ottima stagione allo Stamford Bridge, dove tra l'altro ha raggiunto la finale di Europa League, poi conquistata con l'Arsenal ed il terzo posto in campionato, Maurizio Sarri si prepara così ad una nuova avventura. Per la sua successione alla guida del Chelsea resta ampia la rosa dei candidati, che comprende anche Massimiliano Allegri, anche se, secondo i bookmakers, il grande favorito resta Frank Lampard, che nell'ultima stagione ha allenato il Derby County. A tutta Vandanara, l'ex showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, si confida alle colonne dell'Equipe. Sul tavolo la vita sentimentale, il suo divorzio con Maxi Lopez e la conseguente storia d'amore con il numero 9 dell'Inter. Al centro del dibattito però il suo ruolo di agente, più volte messo in discussione da addetti ai lavori e non, per i modi a volte non troppo delicati. Io sono la moglie di Mauro, ma non ho interesse nel fare i soldi alle sue spalle, a differenza di altri. Potrei rimanere a casa senza fare nulla, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli, spiega Vandanara, che si dice inoltre pronta a fare un passo indietro nel caso in cui Maurito lo volesse. Se un giorno Mauro mi chiedesse di non rappresentarlo più, dice, io lo farei. Il futuro di Gianluigi Donnarumma è tutto da scrivere. Per il terzo anno di fila il portiere è al centro di indiscrezioni di mercato. Il talento del Milan è stato uno dei più positivi sul campo durante quest'annata, dimostrando di valere l'etichetta di portiere prodigio, perché non è da tutti arrivare a 164 presenze totali con la maglia del Milan a soli 20 anni. Il numero 1 della nazionale italiana, attualmente infortunato per un problema al flessore rimediato nell'ultima partita di campionato contro la SPAL, è il grande obiettivo di mercato del PSG. Dalla Francia le voci sono all'ordine del giorno e dopo la separazione con Gianluigi Buffon i parigini vorrebbero assicurarsi il miglior profilo in giro per l'Europa. Il sogno provito è Gigio Donnarumma e gli ultimi rumors fanno riferimento addirittura ad un'offerta vicina ai 60 milioni di euro, una cifra che sicuramente farebbe vacillare e non poco il Milan. Inoltre il Paris Saint-Germain potrebbe avvalersi di un alleato speciale in questa trattativa, ovvero Leonardo. Il brasiliano, che ha risolto il contratto con i rossoneri qualche giorno fa, potrebbe presto prendere il posto di Antero Henrique. Da parte sua, Donnarumma si trova bene nel club milanista in cui è cresciuto e non vorrebbe lasciarlo, soprattutto ora che i dissidi tra il suo manager Mino Raiola e la dirigenza sono stati definitivamente risolti. In casa Roma si attende l'ufficialità per quanto riguarda il nuovo allenatore. Il nome scelto è quello di Paulo Fonseca, che a breve dovrebbe liberarsi dallo Shakhtar Donetsk, grazie al pagamento di una parte della clausola rescissoria di 2 milioni di euro. Fonseca è ansioso di cominciare la sua avventura in Italia e, pur di favorire la trattativa per la sua risoluzione del contratto con lo Shakhtar, ha consentito a firmare il contratto con la Roma a cifre leggermente inferiori di quelle accettate inizialmente. Contratto triennale a 2,5 milioni di euro a stagione invece dei 3 previsti dai primi accordi. La volontà del club giallorosso è quella di presentare il nuovo allenatore entro la fine della prossima settimana.